sono Marco Piro, attualmente rappresentante al nucleo di valutazione dell'Ateneo di Catania. Oggi sono qui per parlarvi di una richiesta protocollata dalla nostra associazione Alleanza Universitaria, la quale prevede l'allestimento di stanze rosa nei 18 dipartimenti dell'Ateneo. Perché le stanze rosa? Per poter andare a garantire il diritto allo studio a tutti i neogenitori dell'Ateneo. Difatti, ciò cosa garantirebbe? Garantirebbe uno spazio in cui lasciare i propri neonati sia agli studenti, ma oltre che a quelli che sono gli studenti, anche al personale docente o amministrativo. Inoltre questa richiesta va in continuità con quella che è la nostra idea di un Ateneo da vivere 365 giorni all'anno da parte degli studenti, come ad esempio una richiesta presentata precedentemente da parte della nostra associazione che prevede l'installazione di distributori degli assorbenti nei vari plessi dell'Ateneo. Sono Pisa Giuseppe, rappresentante in senato accademico dell'Associazione Alleanza Universitaria e come già anticipato prima dal mio collega siamo qui oggi per parlarvi di una richiesta che permetterà un Ateneo più inclusivo. Un Ateneo più inclusivo proprio nell'idea di garantire agli studenti genitori, ma anche al personale, la possibilità di poter avere, come già avvenuto in molti altri Atenei d'Italia, anche in Sicilia presso l'Ateneo di Messina che è stata inaugurata nei mesi scorsi, una stanza rosa. Cos'è la stanza rosa? È un luogo dove i neogenitori potranno avere un fasciatoio, una possibilità per allattare, tutti gli ausili idonei per poter, tra virgolette, accudire il proprio figlio o figlia senza dover concretamente rinunciare alla possibilità di sostenere gli esami, di poter partecipare alle lezioni, così da venire incontro. Tutto questo qui, come detto inizialmente, soprattutto per avere un Ateneo più inclusivo. Desideriamo e vogliamo come comunità studentesca un Ateneo più inclusivo. Come nasce l'idea di questa richiesta? Sicuramente l'idea di questa richiesta nasce dalle tante segnalazioni, perché ovviamente la base di una rappresentanza efficace è quella lì di sentire direttamente le studentesse e gli studenti nelle loro richieste. Quindi sicuramente queste iniziative, queste proposte che noi portiamo avanti non sono proposte di nostra volontà, ma sono proposte dove noi abbracciamo delle specifiche istanze degli studenti con cui ogni giorno abbiamo a che fare e che ogni giorno ci segnalano un modo per migliorare l'università, e noi da rappresentanti, come agenti degli studenti negli organi dell'università, ci impegniamo proprio per portare avanti questa necessità di cambiamento e di inclusività, di maggiore inclusività dell'Ateneo di Catania. Per esempio proprio su questa linea e di maggiore inclusività dell'Ateneo per gli studenti abbiamo proprio richiesto a giurisprudenza l'installazione di degli ascensori presso Villa Cerami per permettere anche agli studenti con disabilità di poter accedere al piano principale, quindi praticamente anche all'aula laurea e al corpo centrale della villa.